Nostra prova. Ci siamo? Buonasera ragazzi, buonasera a tutti gli amici di Twitch. Questa è la nostra postazione odierna. Siamo dentro Pappu, mi sento forte e chiaro? Ringraziamo gli amici di Nuoro. Gli amici di Nuoro ci hanno concesso questa splendida postazione nel mentre stanno presentando le squadre. Giriamo la camera ragazzi, mi sono fatto vedere anche troppo quest'oggi. Ed ecco qua i Tauri che entrano in campo. Bellissima atmosfera a Nuoro, ringraziamo nuovamente gli amici della Pallacanestro Nuoro. Ed eccoli qua, i nostri Tauri, lo staff con coach Gabriele Piras, accompagnato da Alessandro Pisano, purtroppo oggi non è disponibile, Omar Caretta, Gianni Motto e Francesco Antico, al mio fianco anche il nostro presidente Alessio. Eccoci qua, che accoglienza Alessio, a Nuoro sono spettacolari, però ci gustiamo anche l'ingresso dei padroni di casa. Eccolo qua, Andres Mariani, intervistato all'andata. Amici a casa, è davvero una bellissima atmosfera qui a Nuoro, il pubblico delle grandi occasioni, ed eccola qua la squadra di casa che fa ingresso in campo, le due compagini riunite con anche una bella festa di pubblico qui a bordo campo. È davvero un piacere potervi raccontare queste partite. Un grande applauso anche per lo speaker nuorese che ha presentato le squadre. Con anche i piccoli tifosi atleti del Nuoro che sono scesi in campo con i giocatori delle prime squadre. Molto bello questo momento, sembra di vivere un po' l'atmosfera che si respira a Sorso quando gioca a Sennori. Bellissimo anche questo momento, con l'omaggio lo riprendiamo in diretta. Grazie alla Pallacanestro Nuoro per questo bellissimo omaggio con il vino direttamente immedegliato dalla Pallacanestro Nuoro con la bellissima marca Sirmones. Grazie davvero. Poi a fine partita avremo modo anche di sentire le impressioni dello staff nuorese. Grazie di cuore da parte di noi della Pallacanestro Seniori e dal presidente Alessio Attende. Facciamola rivedere Alessio, vieni. C'è la bella e grandi occasioni. Esatto, se no si raffredda troppo. E quindi buonasera nuovamente a tutti gli amici di Twitch. Volevo intercettare il presidente della Pallacanestro Nuoro, ma mancano solamente 2 minuti abbondanti prima dell'inizio della partita, quindi rimaniamo concentrati. Prima giornata del campionato, prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, si affrontano Sirius Pallacanestro Nuoro contro Innoviu Pallacanestro Sennori. Il clima è davvero dei migliori qui alla palazzetto, alla palestra Coni in via Lazio a Nuoro. Tifoseria nuorese presente, come presente anche la tifoseria sennorese.
Innovisenuri reduce dalla vittoria esterna, ma anche interna perché non molto lontano da Senuri, in casa della Torres. Grande partita, il nostro Giri Ubale che grande prova di squadra. Nuoro invece reduce dall'ottima prova proprio su questo campo contro l'Antonianum. Vittoria importante, segnando anche più di 90 punti. Solida prova, scusate la ripetizione, di Andres Mariani. Eccoli qua, i senoresi riuniti al fianco di coach Gabriele Piras e il suo staff. È tutto pronto prima dell'inizio di questa partita. Ricordiamo nuovamente che quest'oggi la Innovisenuri doveva fare a meno di Alessandro Pisano. Come potete sentire, amici a casa, c'è davvero un grande frastuono. Noi abbiamo il piacere di poter raccontare la partita da bordo campo, ma sopra di noi c'è davvero un grandissimo tifo. Qualsiasi problema, forse ora che l'ho sentita forse si sente troppo il rumore. A posto? Perché ci sono problemi, fate sapere, prima hanno detto Perfetto. Ovviamente, amici a casa, qualsiasi problema date. Cosa? si sente il tamburo. Il tamburo purtroppo non si sente, sono sopra di noi, però qualsiasi problema di audio si sente anche il suo, esatto. Qualsiasi problema, ragazzi, fatecelo sapere in chat che Papura provvederà a risolverlo. Ormai è tutto pronto per l'inizio di questa sfida. Ovviamente i decibel si abbassano come i giocatori entrano in campo, pronti a rialzarsi ad ogni canestro, specialmente dei giocatori di casa. Quadratura un po' più stretta. Ho fatto qualcosa. Di salire, Papura che sale subito in tribuna ad aggiustare, perché noi abbiamo, dovete sapere amici a casa, abbiamo una camera che riprende il punteggio, ma è sopra, vicino ai nostri tifosi, deve essere successo qualcosa. Qua c'è lo zampino di Matteo Ruttu. Comunque fate sempre affidamento sulla mia voce, sulla mia telecronaca, perché vi darò costanti aggiornamenti riguardo il punteggio qualora dovesse andare fuori uso la nostra telecamera. E quindi è tutto pronto. Palla 2 che sta per essere alzata, in questo momento la vince Stefano Puggioni, che è in campo insieme ad Andrea Cordedda, Giri Ubalek, Federico Tola e Enrico Marelli. Puggioni pronti via, 2-0 Stefano Puggioni con le marce elevatissime. Primo possesso anche per Nuoro, che è in campo con Radakovic, Mariani che riceve palla in questo momento, Soponi, Canu e anche con la maglia numero 56, mentre c'è il recupero di Tola che vola il contropiede. Sendori con le marce infocate in questo avvio.
nostro Papura è come un mago, è salito su e ha aggiustato la camera che gestisce il punteggio. Solo applausi per il nostro Papura, ragazzi. Mariani riceve palla, prova a attaccare, una virata, va sì nel fondo Andres Mariani. Grande giocata del numero 7 argentino. E oggi amici a casa in duplice veste, ovvero telecronista e cameraman, sono io che gestisco le immagini, quindi qualsiasi problema ditemelo tranquillamente. Ubale, tiro complicato, infatti sbagliato, rimbalzo di Mariani che lascia lì per Radakovic. Fallo di Pugioni che mette troppa pressione sulla palla. Mariani, spalla canestro contro Tola che alla prima apparizione in quintetto quest'anno con la maglia di Senuri, raddoppiato nell'angolo, ci mette una mano Ubalek. Prova Merella a controllare il possesso ma non riesce. Alla prima pausa utile approfitteremo per fare gli auguri a una persona speciale, ma aspettiamo ovviamente il break. Ancora Nuoro, palla in mano, la tripla fuori bersaglio, l'ultimo tocco non è di nessuno, rimessa per Senuri, era costretta Nuoro a tirare alla squadra dei 24 secondi. Pugioni, palla in mano, si aspetta l'uscita di Tola che mette i piedi a canestro, Cordenta va a bloccare, mismatch favorevole per Tola, non attacca in palleggio, vuole servire Merella, sotto per il numero 3 Sennorese, raddoppiato ancora Tola, si muove bene il pallone, Pugioni da 3 punti, Stefano Pugioni col marchio di fabbrica, la tripla, già 5 punti per Stefanino. E Nuoro è già dall'altra parte, campo molto ostico dove in pochi sono passati quest'anno. Ancora pick and roll centrale, lo scarico per Radakovic, il tiro dal mezzo angolo è il suo e infatti lo manda a bersaglio. 7-4 in questo avvio. Merella, pick and roll laterale con Ubalek, ribalta direttamente per Tola nell'angolo, partenza fischiata dall'infrazione dei passi del numero 17 Sennorese, palla persa e 7-4 possesso Nuoro. Radakovic ancora a consegnare al suo playmaker, si aspetta l'uscita di Mariani che riceve, fronteggia, vuole attaccare mano sinistra, ancora mano destra, virata Mariani, che giocata, poi l'errore, Ubalek a controllare il secondo rimbalzo della sua partita. Pugioni con l'ankle breaker fino in fondo, si va a guadagnare 2 tiri liberi, che giocatore Stefano Pugioni. E ovviamente amici a casa questo pubblico e questa atmosfera non può che gasarmi e far gasare anche voi amici a casa. Siamo in debito ovviamente con gli amici nuoresi per quanto riguarda il numero 56, non citato in apertura. Si tratta di Nicolò Doglio, nuovo acquisto della pallacanestro Nuoro, pressato da Merella, Pugioni che converte entrambi i liberi, più 5 Senori, ancora Mariani sino in fondo. Non aspetta nessuno e va a segnare il quarto punto della sua partita. Ubalek in punta, vuole attaccare, scarico per Cordenda, finta il tiro verso il centro, Cordenda gioca a 2, tempo non ottimale per Giri Ubalek. Ottima intesa tra i due e porta al potenziale gioco da 3 punti per Giri Ubalek. 6:39 da giocare nel primo quarto, 11-6 in favore dei senoresi. Che partita stiamo vivendo in questo avvio, doppiata Nuoro sul 12-6, canestro buono, anche se l'arbitro ha qualcosa da
aprire a Mariani. Doglio ancora pressato, Mariani cerco di stare più vicino all'azione con lo zoom per farvi godere meglio la partita. Doglio, palla in mano, Radakovic, si serve proprio Canus, palla a canestro, ancora Radakovic, fuori per Doglio, tripla da lontanissimo, seconda tripla sbagliata da Doglio. Un saluto a tutti gli amici di Twitch, scusate ragazzi, questo ci fa pure un po' distante, 1 metro distante da me, non riesco a leggervi, vi saluterò alla prima pausa utile, sono sicuro che siete molti, soprattutto fedelissimi. Merella, isolato in un quarto di campo, prova a attaccare, viene fermato da Canu, possesso ancora a Senorello. Ubalek si prende immediato il tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Doglio, stava a spingere Nuoro, apre tutto per Canu che è anche più veloce della telecamera in questo caso. Mariani, pick and roll con Radakovic, servito il numero 12, sbaglia da vicino e Ubalek controlla un altro rimbalzo, Pugioni a spingere in transizione, Pugioni l'arresto, sola Ubalek per un attimo pensa alla tripla. 10 secondi alla fine dell'azione, Pugioni, scarico per Tola, stanno scadendo i 24, perde palla Tola. Già dall'altra parte, Sofoni scarica subito per Radakovic che sbaglia e poi Cordedda, nonostante un colpo controlla il rimbalzo, serve Pugioni, partita che sta vivendo gli altissimi ritmi, si trova ancora Ubalek, l'errore Doglio fino in fondo a tutta velocità, sbaglia in avvicinamento, Canu il più lento di tutti, si fa trovare pronto il realista. Esce nel blocco e riceve Ubalek, marcato da Radakovic, vuole attaccare Ubalek fino in fondo, Ubalek. 2 liberi per il numero 40 nativo di Praga. Intanto vi leggo in chat amici a casa, saluto tutti, saluto Eleonora che ci fa tipo da casa. Chi è il coach GP? Penso Simone. Ah beh, perché il coach GP sta allenando. Dovrebbe essere. Siamo contenti amici di Twitch che sentite benissimo e sembra di stare qui con noi. Irene, ciao Irene, che a casa sicuramente col piccolo Andrea. Nel mentre Ubalek sbaglia il primo, Marianita al secondo, 4:37, scollinata la metà del primo quarto. 13-8, Mariani già dall'altra parte per Canu, ancora Mariani, mette i piedi a posto, decide poi di sfruttare il dismatch contro Ubalek, che azioni di Mariani, grande atletismo, si protegge col ferro ma non trova la via del canestro, transizione, Pugioni, da 3 Stefanino, palla che esce. Non c'è un attimo di pausa, Canu con coraggio da 3. Pasquale Canu, che tripla, che partita, Nuoro è lì. Veramente è entrato anche Pudu con la maglia numero 21, Elia Pudu, Ubalek perde palla, Sofonina recupera, si invola il contropiede proprio per il numero 21, perfetta parità, 13 pari. Pugioni, il terror di Ubalek si arresta in un fazzoletto, Stefano Pugioni è un fattore in questo primo quarto, numero 15, numero 5 Senorello. Prova con lo scippo Pugioni, graffiato da Mariani e poi costruisce la tripla per Doglio, qua paga l'errore di Pugioni che non sta facendo assolutamente mancare l'assenza di
sano, però primo vantaggio di Nuoro. Cordeda vuole subito tornare avanti, l'errore, contropiede dall'altra parte, Pudu dietro la schiena, vuole andare fino in fondo, ancora Pudu, si arresta, l'errore Ubalek a fare il vuoto lì sotto. Cordeda da 3 punti, Andrea Cordeda solo primo ferro, si nota rimbalzo, Merella in 2 tempi la controlla, ancora Merella, scarica per Tola, un tiro libero in movimento, Federico Tola, grande presenza di spirito del numero 17, nativo di Sassari. Pura mi suggerisce quanto sono importanti gli rimbalzi di Ciccio, ma quanto è importante anche il lavoro della panchina di Nuoro. Gran canestro, il reverse di Elia Pudu, 18-17 Nuoro, end one per Pudu e forse time out, no, cambio in campo e impatto nel numero 21. E Nuoro che può andare addirittura col massimo vantaggio quest'oggi. Sembra che i giocatori si stiano gassando dal clima che c'è quest'oggi al palazzetto. Ovviamente anche il sottoscritto è gasatissimo per questa sfida. Tola dopo l'errore di Pudu dalla lunetta e quindi Cordeda vuole realizzare il primo canestro della sua sfida, non ci riesce. In arrivo gli ultimi 90 secondi del primo quarto che stiamo vivendo letteralmente in apnea. Ancora Pudu, ancora fino in fondo, ha pensato più al fallo che ad altro. Ultimo tocco è un giocatore in maglia verde, è entrato in campo proprio Alessandro Berric con la maglia numero 14 e amici a casa credetemi, io non sento la mia voce per il frastuono che c'è al palazzetto. È bellissimo, ancora Mariani, l'errore, Mariani combatte, Palmerella di Nuoro con un altro rimbalzo, poi Soffonista la può prendere con la conclusione, ma la sbaglia. Quindi Tola abbassare il ritmo di questa partita. Nuoro sembra voler correre un po' come Passenoli, passi di Cordeda e Nuoro più uno, palla in mano. 83 secondi da giocare nel primo quarto, 18 Nuoro, 17 Sennoli. Intanto per Nuoro esce Canu, entra Sida, è entrato anche con la maglia numero 9, Carone per Sennoli dalla panchina. Fino a questo momento soltanto Alessandro Berric al posto di Pugioni, si alza adesso anche Federico Spano, miglior realizzatore del match fino a questo momento è proprio Stefano Pugioni con 9 punti. Salutiamo il nostro Rich Price, Riccardo Corria scollegato, che domani sarà protagonista di una grande sfida di promozione, ma concentriamoci su questa sfida. 1 minuto e 15 alla fine del primo quarto, Nuoro palla in mano, Mariani sotto per Pudu che si vuole isolare, va fino in fondo, altro gioco da 3 punti potenziale del numero 21, è già il secondo in questa partita, grande impatto dalla panchina e massimo vantaggio Nuoro quest'oggi, tutti 3. E qui vicino a noi abbiamo anche il presidente della Palazzetto Nuoro che voleva intercettare nelle pre-partita. All'intervallo 2 paroline le possiamo scambiare, allora ci vediamo dopo. Piccolo insider amici a casa, a noi ci piace anche coinvolgere un po' il pubblico e parlare con la società ospitante. Quest'oggi Nuoro ci sta davvero dando veramente una grande mano per quanto riguarda la postazione, ma un'ospitalità unica. Marreu e Cordeda rientrano, Tola e Ubale che escono prima del giro di lunetta, anzi prima del libero aggiuntivo di Pudu. Entra in campo Dama anche per Nuoro, la maglia numero 2, a dimostrazione della buona profondità della panchina. Sbaglia anche in questo caso libero aggiuntivo Pudu.
e rimessa che è in favore di Nuoro ancora una volta. Non citati due coach ovviamente, Gabriele Piras per i Novi Seniori, Davide Fuddu per la palla canestro. Nuoro ci prova, Carone a 3, sbaglia, non converte la squadra di coach Fuddu in questo caso, se non ne può approfittare, arriva il fallo proprio nel momento in cui entriamo nell'ultimo minuto. Verdic, palla in mano, si alza da 3, primo ferro, rimbalzo che non controlla Merella, palla che torna a Nuoro, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus, si avvicina la fattura, ma che primo quarto stiamo vivendo, il migliore di quest'anno, fatto, direbbe fatto, un aggettivo che dimostra tutto. Nuoro grande squadra e nelle nostre puntate l'avevamo detto, soprattutto in casa, esatto. Ancora Tidda che attacca, Zopponi fa la canestro, vuole isolare Zopponi, di forza Zopponi con le mano mancina, sbaglia e poi Fuddu. Negli ultimi 24 secondi. Approfittiamo di questa pausa per dire che il nostro spettatore non pagante, Avinasano l'aveva detto, che Nuoro in casa è come dire per il nostro favore, esatto. Andiamo lanciato. È una buona cosa. Il migliore per il comando. No, il migliore per Ele si deve arrabbiare, ovviamente io da selezionista parziale ovviamente in questo caso, ma bello anche vedere una grande partita con questo pubblico, con questa Nuoro che è arrembante, perché a noi ci capita di vedere Sienoli che prende il largo e difficilmente li stanno dietro. Nuoro sta dimostrando che qui e con questo gioco la panchina se la può giocare. Ovviamente amici a casa forse a Sienoli, non voglio rimette il gioco per Nuoro, 20 secondi alla fine del primo quarto, Carone palla in mano, vuole andare verso sinistra, attacca Merella, si separa dal difensore, sbaglia il tiro. Merella, specialista dei buzzer beater, palla per Marreu, ancora Cordetta, Marreu, palla persa, Carone da metà campo, Carone, fuori tempo massimo, il tiro comunque non era entrato, finisce il primo quarto di gioco. Numero 20, Sienoli 17, e l'avevamo letto alla prima pausa utile. Notizia, è un augurio importante, tanti auguri ad Andrea Cordetta che quest'oggi compie 32 anni, auguri al nostro numero 3.
Vanno via. Terminato il primo quarto, amici a casa, inizia in questo momento il secondo. Carone palla in mano. Nuoro sul più 3. Grande difesa di Marreu che sta molto bene con Dama e evita il peggio, e quindi vede dall'altra parte per Pugioni, linea di fondo, scarico per Marreu, staffetta per Spano, partenza, retto, tiro per Spano, costruita molto bene ma arriva l'errore. Pugioni già dall'altra parte, prova a spingere, si allunga il pallone, fuori ancora per Carone. Tiro sbagliato al numero 9 dal secondo errore, poi proprio Andrea Cordedda, resto 32enne, fa subire il fallo. Palla persa di Stefano Pugioni, e quindi Nuoro ancora palla in mano, non ha segnato nessuno in questo secondo quarto, se n'è già andato un minuto. Tofoni, palla a canestro, fallo però di Berlic, anzi di Cordedda, ed è già il secondo fallo. Su 2 per Tofoni, e massimo vantaggio Nuoro quest'oggi, più 5 Sendoli, chiamata la reazione. Cordedda, partenza verso il centro, il numero 3 si isola per una gran tripla sbagliata, Marreu a rimbalzo, combatte Paolo Marreu, rimbalzo, che cuore del numero 16 che garantisce un altro possesso ai suoi amici a casa. L'economia del match è anche grazie a chi entra dalla panchina, e Paolo Marreu si sta facendo trovare pronto. Solo un minuto abbondante con la Torres, quest'oggi chiamata in casa dal subito. Eccola qui, la classe operaia al servizio di Gabriele Pira. Pugioni, scarico molto bene per Alessandro Berlic, non entra questa tripla, molto forte le triple di segno di questo avvio. Vedremo se si alzeranno le percentuali. Spinta da 3 punti, classica tripla mancina per lui, sbagliata, non troppo alte neanche le triple nuoresi, alte a livello di percentuale ovviamente, amici a casa, ma la tensione si fa sentire. Iniziamo a entrare in una fase caldissima del campionato, dove ogni partita si vive come una finale. Berlic, penetrazione fino in fondo, Alessandro Berlic, di qualità, di talento, di perseveranza, il numero 14 va a realizzare, e ne approfittiamo per salutare la sua compagna Sara, che purtroppo non è presente qui con noi. Le mandiamo un grosso saluto e un grosso abbraccio. Ciao Sara. Nel mentre ci prova Tofoni, sbaglia, e proprio Alessandro Berlic a controllare il rimbalzo, scarica per Spano, rientra Tidda, Spano, penetrazione, scarico per Marreu, fuori bersaglio.
mandiamo un grosso abbraccio. Giocata benissimo da Nuoro, con Mariani che taglia dall'altro dopo e segna altri 2 punti. Fallo subito da Puggioni, i 2 liberi. Con il primo Stefano Puggioni Cennoli che ha segnato solo 2 punti in questo quarto fino a questo momento e Nuoro che ha toccato il massimo vantaggio. Si scuote Stefano Puggioni ed è il primo giocatore in segno ad arrivare a quota 10 punti ed è proprio Puggioni diabolico, ruba palla, l'errore e poi Tola decide di ragionare con i suoi sotto per Matteo Cabras è entrato in campo nel mentre per i suoi, Mariani dall'altra. Carone si arresta, Dama fuori per Mariani che prende la tipa ma la sbaglia. Tola si fa vedere proprio qua sotto la nostra postazione. Verric palla in mano, aspetta il movimento dei suoi compagni, prende lui posizione, cambia con Ubalek, ancora Verric, vuole penetrare, lo scarico non arriva neanche a destinazione perché calpesta la linea di fondo. Stiamo per entrare negli ultimi 6 minuti prima dell'intervallo lungo, vantaggio di 4 per Nuoro. Ancora Carone, gran taglio per Mariani, giocata splendidamente da Nuoro ma arriva l'errore. Bravo comunque Tola a seguire il numero 7, proprio Tola palla in mano, chiama Pollice, poi Ubalek, grande partenza di Gini Ubalek, sbaglia contro il rimbalzo. Può sbagliare una volta, non sbaglia di certo la seconda. Meno 2 Cennoli. Carone la vuole dare a Sopponi, non si intendono i 2 a palla aperta. Infatti torna Canu per Dama. Puggioni supera la pressione, poi decide di tornare sui suoi passi. Cabras gli porta un blocco, ma lo schema è destinato sul lato di Ubalek, si arresta Puggioni, Stefano Puggioni, che giocatore, il numero 5 ancora una volta a segnare nel mentre, più veloce anche nella telecamera Andres Mariani, non si perde neanche un giro e realizza il nuovo +2. Ubalek, ancora Gini Ubalek, 3 azioni, 3 momenti di 3 giocatori magnifici, Puggioni, Mariani e Ubalek, e poi Canu da 3, Canu l'errore, il rimbalzo e di Matteo Cabras e Puggioni ad abbassare il ritmo della partita che davvero è indemoniata, perfetta parità a quota 26. Ancora Puggioni, ancora la 3, questa volta corto sul primo ferro. Eccola qui la classe operaia, anche Matteo Cabras segna, subisce il fallo e va in lunetta con tiro libero supplementare.
orgogliosissimi io e Pappura di leggere 120 spettatori collegati all'unisono su Twitch. Per noi è un orgoglio che partiamo ormai da molto lontano, perché le prime telecronache sono arrivate grazie a Nicola Bianchi nella prima serie C storica di Sendoli, e vedere questi numeri in live è un grande orgoglio. Dopo che abbiamo avuto piacere, dato una partita non playoff ma assolutamente da clima playoff. Cabras che converte anche il libero aggiuntivo, Sendoli torna a un possesso pieno di vantaggio. Merella, diabolico sotto di noi, primo palo del contropiede, il capitano Enrico Merella, a pochi giorni dal suo 29esimo compleanno, ne mette 2 contropiede e Sendoli torna sul più 5, time out Nuoro. Amici, assolutamente una partita da playoff, eccoci qua, Pappura, salutiamo gli amici a casa. Girati. Questa è la nostra magica postazione offerta da Nuoro, dicevo, clima playoff a tutti gli effetti qui a Nuoro, con il parterre nuorese come lo troviamo anche a Sorso, bellissimo davvero amici a casa, bellissimo assistere a queste partite. Torniamo al campo. Capacità della squadra di Gabriele Pira di recuperare punti in pochi minuti e tornare con una già avanti, così ha fatto più 5, 31-26, Mariani palla in mano, ancora Andres Mariani, vuole andare sotto la Sopponi, contrattato da Cabras, ancora Mariani tira in fondo, arriva al fallo, 2 liberi per l'Argentino con la maglia numero 7. No, perché la mia è verde, ma magari sembra che il Sendoli, ma neanche la mia è colpa del Sendoli. Non ce l'abbiamo amici a casa, ma arriverà anche quella. Abbiamo la polo, ma oggi c'è troppo freddo a Nuoro per metterci la polo. Realizza Nuoro a cronometro fermo, 27-31, 1 su 2 per Mariani. Ultimi 3,5 di secondo quarto, Ubalek solato contro Stefani. Fermato quasi in shake lo stile calcistico, dall'altra parte Pudu sbaglia e ancora Perlic, altra transizione, chiama transizione in questa partita. Nuoro in bonus, 2 liberi per Perlic. Dobbiamo essere grande tiratore a cronometro fermo. Eh sì, è vero, Nicky Mastrici ha ragione, in effetti si è messo i colori del Nuoro a Pappura, giusto perché c'erano dato dei tifosi troppo parziali, quindi non cercare di smussare. Esatto, uno verde e uno rosso, non trema la mano di Alessandro Perlic, 1 su 2 anche per lui come 1 su 2 per Mariani. Soglio dall'altra parte, taglio centrale di Sopponi, perde il possesso proprio sul più bello.
50 alla fine della seconda frazione, 27 numero 32, Senneri, tiro sbagliato da Alessandro Verlic, Doglio dall'altra parte, ritorna da Cioffonì, ancora per Canu, che dopo la tripla si è un po' spento, il numero 11 nuorese, ci pensa Doglio ad attaccare, si arresta contro Marella, gran tiro, ma arriva l'errore. Sempre marcia elevata in questa poi transizione, Verlic, tripla del giocatore nativo di Castelnuovo, tripla in transizione è il suo marchio di fabbrica e ce lo sta dimostrando. Massimo vantaggio nuovamente per Senneri, Tola ruba palla e vola il contropiede, nuovo massimo vantaggio, più 10 Senneri e nuovo timeout Nuoro. È un attimo che Senneri può prendere il largo, così sta facendo da sotto 4 punti a sopra 10 punti nel giro di 4 minuti abbondanti. E ovviamente accompagnati sempre dal nostro tipo anche in trasferta, non mancano mai. Ricky Matrice abbiamo trovato tante somiglianze quest'oggi negli arbitri, credimi. Ovviamente si dice per scherzare, ovviamente. Ma la chat si lascia andare ai commenti più disparati anche per le somiglianze degli arbitri. Ci piacciono questi momenti intensivi. Per questo abbiamo scelto Twitch come piattaforma, ricordiamolo, amici a casa. Si può riprendere 2 minuti e 7 da giocare prima della pausa lunga. Nuoro che torna in campo dal timeout, chiamata alla reazione, un vantaggio anche di 4 punti, ma Senneri ha risposto colpo su colpo. Doglio, palla in mano, ultimi 2 minuti, Mariani sfrutta il blocco centrale, vuole giocare con Radakovic, sbaglia Ubalek, controlla il rimbalzo, Tola a spingere la transizione, Federico Tola si arresta, torna sotto da Cabras, sbaglia il tiro e poi Verlic spende il fallo per non far ripartire Nuoro. È il primo fallo di Alessandro Verlic, molto ben spento. Rientra in campo Andrea Cordedda, ottimo impatto di Alessandro Verlic. Già 7 punti per lui. Mariani nel mentre va fino in fondo, 2 liberi per Andres Mariani, che gioca proprio davvero sudamericano, con grande garra, a tutto il campo, sa leggere molto bene la difesa. Su 2 in questo caso per Mariani e ultimi 90 secondi. Nuoro che così torna sotto la doppia cifra di vantaggio. Ubalek per Cordedda, vuole giocarsela e per attrarre la difesa e scaricare per Tola, che con estrema intelligenza cestistica fa saltare il difensore, fa leggere il tiro, bersaglio per Federico Tola. Ancora più 10, Radakovic con un long shoot sbagliato, Cabras a rimbalzo per Merella vicino a Luce Tola, cambia Ubalek e Cordedda, controllo difficoltoso del numero 40.
addirittura gioca con 3 lunghi, Cospiras in questo finale. Buona difesa di Nuolo che ruba palla sulla linea di fondo, ha una chance la sua di Fudu con l'altro Fudu, Elia che sbaglia, guadagna però 2 tiri liberi. Non deve essere assolutamente semplice ricevere una palla indisturbata al ferro contro Signori che ti sta recuperando. Capiamo un errore che sembra banale, ma non è assolutamente banale, è molto più facile segnare da 3 in questi casi. Con comunque Food che può realizzare a chilometro fermo, ma sbaglia prima realizza il secondo. 28, anzi 30, chiedo scusa, 39. Recita il punteggio, ultimi 30 secondi. Signori non potrà andare fino alla fine, discrepanza di 11 secondi tra i 2 cronometri. Merella dietro la testa per Cordedda che vuole attaccare, Andrea Cordedda, eccolo qua, il numero 3 e supera così quota 40 segnando i punti numero 40 e 41. Mariani, ultimi 4 secondi, scarico, Canu, 2 secondi, 1 secondo, si prova Narakovic con un tiro impossibile, finisce il secondo e quarto. Signori in vantaggio per 41-30 in casa della Pallacanestro Nuoro. Rimanete collegati amici, a casa avremo il presidente della Pallacanestro Nuoro per una piccola intervista. Grande partita, Nuoro è stata anche sul più 4, Signori è tornata stabilendo il massimo vantaggio sul più 11, partita godibilissima, rimanete per il meglio di questa sfida, vediamo il parziale 40-31 per Signori in questa grande sfida. A casa, votazione più che privilegiata, direi. Siamo trovati perché se si ricorda al famoso Final Four di telecronaca in diretta a sport da ospite con la Pallacanestro Signori. Non posso che ringraziarvi per la postazione che ci avete riservato, per il wifi, per tutto, ma soprattutto l'omaggio della prepartita, una bellissima bottiglia di vino targata Sirbones. Sì, targata Sirbones, come sapete abbiamo fatto questo consorzio, dove a capo del consorzio presidente c'è Riccardo Burrai, che sono tutti i nostri, diciamo, consorziati, dove però loro abitano fuori in Toscana e niente, ci hanno dato una grande mano, ci stanno continuando a dare una grande mano. È il primo anno, un po' di errori, però piano piano pensiamo di risolvere i problemi. Questo è bello per l'economia dello sport anche, no? Creare un bel legame. Sì, è bello, ma poi gente che ci sta dando una mano, il consorzio fa parte anche della Pallacanestro Nuoro, la prima squadra praticamente è sotto tutela del consorzio, perché a livello economico Pallacanestro Nuoro solo faceva. Stiamo mettendo tutto l'impegno e niente, però mi sembra che la realtà di Nuoro
voglia una prima squadra e dunque va bene tutto, capito? Dunque, l'importante è crescere, che crescano i giovani. Abbiamo una promozione fatta anche di tanti giovani, abbiamo 14 squadre giovanili, dunque siamo dunque diventeremo appena di più consapevoli di quello che stiamo facendo oggi, perché per una fatica tutti il collettivo, 2 o 3 persone in particolare, insomma, trovano scuso, il bagnato di più meno. Poi soprattutto la cosa è che Sì, morì. fanno tutti gruppo, bel pubblico che segue la tante a livello, non sono, ho visto che non sono tifosi, ma sono tutti, hanno proprio segnato, hanno applaudito anche loro e niente, siamo contenti, sono i nostri ospiti, abbiamo dato quel gadget, una bottiglia di vino per dirgli che sono ospiti graditi. A noi ci fa un immenso piacere e direi sfida oltre che tra due grandi squadre, tra due bellissime tifoserie come lei ci ha ricordato, sportive, e quest'oggi si respira assolutamente un clima playoff. Sì, 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 un prima playoff, poi è il bello che, come vedete sul campo, c'è un sacco di che stanno tirando, che stanno facendo, che vengono a piare i giocatori più forti. È la cosa. Poi, ma quando poi, perché Assolutamente, e io direi anche che ci sono tante analogie tra Sennori e Nuoro, perché i bambini in campo, come lei sa anche Sennori, è sempre così l'intervallo fine partita, quindi c'è un'area sana di sport e poi anche il bel podcast che voi avete già proposto dall'anno scorso e noi stiamo proponendo quest'anno, ne parlavo col coach, magari in settimana o fra qualche settimana avremo modo di farlo insieme, è bellissimo questo, si vede che abbiamo voglia, sia noi come Sennori, voi come Nuoro, di lavorare bene e in maniera sana. passare la partita su una finisce la fuori con il direttore sportivo vostro, ci conosciamo una vita, quanto cioè in campo, insomma, ci conosciamo siamo sempre in campo, stiamo facendo portare ripeto, dunque, se non grandi dirigenti, grandi tifoserie, noi stiamo quest'anno nella quota Serie C, il terreno del controllo prima e niente. Il campionato è perfetto, è non solo per mai tutti le risorse perché quindi ci sarà una manovra, una manovra. Sì, perché poteva fare. Esattamente. E io direi di chiuderla così ringraziandola e dicendo anche che domani a Sennoli ci sarà partita di promozione, quindi è un weekend all'insegna della doppia sfida. Per le sue parole. Ciao. Ci vediamo presto. Grazie mille. E noi torniamo a partita 2 minuti e mezzo prima del terzo quarto, rimane con le amici.
Ah, c'è qua dietro? Perché, papu, c'è la corrente qua, eh. Oh, c'è la corrente qua. Ce l'abbiamo dietro, eh. Vieni. Me l'ha ricordato lui. Il telefono è al 52, dovrebbe arrivare fino alla fine. Ma se non c'ho il cane. Un certo punto si è sentito male, avevo fatto per cosa. Ma dell'intervista? L'intervista a un certo punto mi sono calato l'audio. Non ho capito quanto, cioè non so se boh, ha fatto. Non mi metto il gattino per non far... Capo. Non so. Oh, magari questi hanno cioè, che io qua non posso dire. Ma in parte vado in banca, ma in parte vado in banca su 100 essere. E quindi amici a casa è tutto pronto per l'inizio del terzo quarto. Ringraziamo nuovamente il presidente della Pallacanestro Nuoro Giuseppe Godi che è intervenuto ai nostri microfoni con due società seniori che conosciamo bene, Pallacanestro Nuoro che sta lavorando altrettanto bene. Che torna in campo con Capitan Merella, Gioni, Tola, Cordedda e Ubalek. Nuoro invece in campo con Canu, Voglio, Radakovic, Sofoni e Mariani. Iniziato il terzo quarto, Puccioni, palla in mano, Senuri sul più 11. Merella fuori per Ubalek, sotto per Cordedda, ha un vantaggio. Però lo scarica per Ubalek alla sua prima tripla di giornata sbagliata dal numero 40. Si tuffa Sola, fuori per Doglio, libero per colpire da 3 punti Doglio, pronti via, 33-41. Puccioni supera la pressione ancora una volta, sempre col motorino acceso Stefano Puccioni, è costantemente in accelerazione, è davvero difficile marcare il numero 5. Reazione ancora nuorese, palla che rimane a Senuri. Vediamo i tabellini fino a questo momento con Senuri che ha stravinto il secondo quarto per 24-10 e ha proprio in Pugione migliore marcatore a quota 12. Ancora un'altra deflection supportato da Tola e Ugole che ha quota 8, 6 per Verlik, 11 invece i punti per Mariani, 7 per Puglio e 6 per Doglio. E Senuri che continua a martellare, questa volta con la tripla, 44-33. Ha un passo da recupero Merella. Poi Radakovic gioca a 2 sotto per Sofoni, giocata bene dai giocatori di Scudu. Merella dietro la schiena per Cordedda, attacca al recupero. E va sino in fondo, chiedo scusa amici a casa, questa azione me la son persa. Palla sotto per Cordedda che ha attaccato molto bene, ha messo 2 punti appoggiati al vetro. Ancora Sofoni,
muove il perno, ottima difesa, Merella recupera il rimbalzo, spinge ancora la transizione, Merella si arresta, Merella, l'esperienza ma guadagna il fallo. Salutiamo il nostro fedelissimo tifoso Cizio che ci segue direttamente da Becco a Sendori. Grande Cizio, un saluto a tutti gli amici senoresi che ci seguono da casa. Ancora Doglio fino in fondo, che canestro di Doglio, rimane in aria e poi corre verso, realizza il 37-46. Cordella, Puccioni vuole attaccare, Puccioni! Ancora una volta Stefano Puccioni si protegge col ferro il tabellone, ne mette altri due di 11 Sendori e ancora Stefano in difesa a dire la sua. Canu si arresta, Canu, gran tiro di Canu, grande realizzazione, ha un gran talento il numero 11 Nuorese. Merella sbaglia, poi Merella, diabolico, recupera la palla fuori per Cordella da 3 punti, Andrea Cordella per attannare il match, ma non riesce a segnare, quindi Soffoni è già dall'altra. Fuori per Radakovic, aspetta Doglio, il consegnato al numero 56. Il taglio di Radakovic, fuori per Mariani che si arresta da 3 punti, Mariani, secondo ferro, ancora Cordella, nessuna delle due squadre in tensione, si abbassa il ritmo, e Soffoni tocca Cordella. Che ritmo questa partita! Ora che leggo la chat, hai ragione Massimo, mi sono perso un'azione, stavo cercando di leggere i tabellini. Ancora Mariani contropiede, aiutato dal ferro. Merella, pick and roll con Ubalek, fuori per Puccioni, ancora Ubalek a portare il blocco, pick, ripick di Ubalek, riceve ma che una spinta di Radakovic, si rimane da questa prossima puntata dedicata interamente alla squadra di Massimo Berli, per farmi perdonare della regia, della camera di oggi, dell'azione persa, ovviamente si scherza, salutiamo Massimo Berli che ci segue direttamente, penso da Novara, Ubalek direttamente dalla rimessa, immarcabile questo tiro. Da parte Doglio infuocato quest'oggi, anzi in questo terzo quarto ha 2 triple consecutive, 44-50. Puccioni arresto tiro primo ferro, momento propizio a Nuoro quando mancano 5 minuti e 40 alla fine del terzo quarto. Radakovic supera la pressione, Soffoni con un piede sulla linea dei 2 punti, quindi il rimbalzo è controllato da Cordella che subito scarica per Tola, vuole attaccare Tola, chiuso le 2 maglie rosse, fuori per Cordella da 3 punti, non sta riuscendo Andrea Cordella, è certo che invece sta riuscendo a giocare nelle pieghe del match. Enrico Merella dappertutto come al solito, ruba palla, come si suol dire, dalla spazzatura, ne mette 2 di fondamentale importanza per l'economia del match. Passa forte Merella, fallo numero 12. 5 minuti esatti prima della fine del terzo quarto. Merella ruba un altro pallone e va in contropiede, fermato da Mariani
dovrebbe essere almeno la quarta, quinta palla rubata da Enrico Merella in maniera diabolica, mani veloci, questo viene insegnato ovviamente, oltre che il suo coach attuale, ma fin da bambino glielo insegna suo padre, per Paolo Merella. Quello esatto, quando ci dice Papula è un gesto tecnico che faceva anche il nostro coach, che fa anche il nostro coach quando gioca, rubare palla nei momenti, diciamo, che l'attacco non si aspetta, così fa Merella, così fa anche il suo coach, proprio il capitano, in un gioco a due meraviglioso con Gini Ubalek, pick and roll magistrale e di nuovo più 10. Doglio, penetrazione, Doglio fino in fondo, questa volta un coltello nel burro, piccolo Doglio, 46-54, Ubalek riceve, sbaglia e ritrova il rimbalzo, segna, subisce il fallo e va in lunetta col tiro libero, supplementare, Gini Ubalek, silenzioso quest'oggi. Ma se andiamo a vedere le statistiche ha già scollinato quota 14. Quindicesimo punto di Gini Ubalek, assolutamente in maniera silenziosa quest'oggi. Diventa il miglior marcatore della partita. Altra palla rubata, non può fare nulla Doglio in questo caso. Non che arrendersi alla pressione senorese, torna in attacco. Merella riceve, si alza immediatamente da 3 punti con dedica alla nostra postazione, il capitano, schema chiamato, eseguito alla perfezione, ha messo i piedi a posto e lui lo sa bene, quando sente i suoi colpastrilli spingere in quel modo è quasi sempre dentro la palla. Toccato il nuovo massimo vantaggio su più 14 per Senuri, sbaglia Pudu, contropiede Nicola, sbaglia per Ubalek, torna dall'altra, Mariani, Pudu, si svita Pudu, fuori per Sopponi, ancora per Doglio, Carone, penetrazione, Carone verso il centro, alza la parabola, gran canestro di Carone. Ancora Merella, ancora una tripla, questa volta corta, Mariani spinge il contropiede, Ubalek è lì, come alla dogana Gini Ubalek, non lo fa passare. Nicola, sotto la Cordeda, ancora Andrea Cordeda, fermato da Mariani con le buone secondo gli arbitri. Pudu il contropiede, Pudu, stoppato da Ubalek, che lo stampa al tabellone. Farà Pudu con le mani veloci, libero per sparare Verrick, l'errore, Carona rimbalzo, spinge immediatamente, ma altra palla presa da Merella, c'è veramente dappertutto. Cordeda può mettere la prima tripla di questa partita, ma la sbaglia, tanti errori e tanti capovolgimenti di fronte. Ci pensa Doglio a provare, sbaglia e quindi Merella che decide di rallentare le operazioni saggiamente. Cordeda, Verlick, penetrazione sulla linea di fondo, si arresta, che eleganza Alessandro Verlick, e altri due per l'ex Calazetta che porta il suo sul più 14, 62-48, 1 minuto e 50 da giocare prima dell'ultimo quarto. Mariani da 3, fallo di Tola.
salutiamo anche chi ci segue da Udine. Pronto a rientrare Paolo Marreu. Caricato, ce l'ho caricato. Qua. Cordella di Strari Panza, sulla linea di fondo. Invece il fallo non guadagna sugli tiri liberi. Piatene, Decibel. Punteggio sbagliato. Hanno invertito un punto. Punteggio reale 50-62. È sembrato anche a noi non punteggio è 50-62 mi sembra. Ha fatto 1 su 2, quindi è 50-63. Non l'ho visto i tiri liberi di prima, quanto ha fatto? 0 su 2 forse. No, vuol dire che ha fatto 0 su 2. No, stavo... E allora sì, perché il secondo l'ha sbagliato. Adesso è giusto, abbiamo risolto anche questa amici a casa, in collaborazione col tavolo direttamente. Avevano aggiunto un punto più a Senuri, una meno a numero 50 a numero, 62 Senuri, ultimi 70 secondi del terzo quarto per Palemano, ancora Berric, si arresta Alessandro Berric, secondo ferro Cabras, altro extrapossesso. Grandissima palla di Alessandro Berlic che serve Cabras, ora sì che più 14. Grande visione di Alessandro Berlic che ha capito dove andava a parare la difesa. Buona palla di Magliari, però si chiude la difesa e quindi Carone in difficoltà, vuole penetrare, si guadagna il fischio. Cambio, esce il capitano, rientra Stefano Puggioni per questi ultimi 38 secondi. Non possiamo che salutare anche il nostro chat. Non vi leggo tutti oggi ragazzi, fa pure a distante. Ma ogni tanto da uno sguardo leggo qualche nome. Grande Ciaccio, sempre con noi. Purtroppo non è presente oggi.
sbaglia il secondo Carone, ma è da ripetere. Il parziale a metà del secondo quarto si sta rivelando decisivo. Sbaglia però nuovamente Carone sotto un spinta rimbalzo, saranno 2 liberi per Sennori. Cabras in lunetta. Amico, dipende a me per i playoff sicuro. 1 su 2 per Matteo Cabras, 51-65, più 14 per la Nino di Sennori. Nuoro che vuole rientrare immediatamente, Andres Mariani che tripla col cuore, con la voglia, il numero 7 argentino. Stefano Pugioni attacca, Pugioni su una gamba sola, l'errore, 10 secondi. Carone per Field, ancora Carone, può chiudere palla in mano Nuoro e quindi Carone, penetrazione, carica per Mariani, da lontanissimo Mariani, primo ferro e finisce anche il terzo quarto. 54 Nuoro, 65 Sennori. Amici a casa, è troppo su. Papura con il nostro Papura che stava provando a mettere una, guardatelo qua ragazzi, lui è sempre all'opera, cosa stai provando a fare? A mettere una telecamera in più per riprendere anche magari me, il pubblico, bordo campo, però questo ovviamente è tutto via sperimentale, ma per i playoff avremo una camera sicuramente, perché a noi ci piace così ragazzi. Grande partita, adesso do qualche statistica. Prima di darvi qualche statistica dei giocatori, devi leggere anche il quadro della giornata di Serie C. Coral batte Dinamo 66-50, ma soprattutto colpaccio del Sant'Orsola che sbanca il parasimula e batte la Sef Torres per 87-81. Secondo me qua c'è lo zampino di Bertolini, vediamo un po', andiamo a vedere i tabellini. 11 punti per Bertolini, 17 per il mio prediletto Jack Uzzai e 19 per Stanu Manuta. Non bastano alla Torres i 33 punti di Enrico Calvi, che finirà tutti gli effetti anche nonostante la sconfitta del progetto di Serie C ovviamente, per questi 33. In contemporanea si sta giocando Cus Sassari Ferrini e Cus Sassari che si sta dimostrando bestia nera della Ferrini, in vantaggio di 7 punti in questo momento. Polica Cagliari più 1 sull'Antonianum, partite spettacolari quest'oggi. Mentre per Nuoro abbiamo 18 punti per Mariani, 13 per Doglio e 7 per Pugliu. Non poteva iniziare nel migliore dei modi per Sennori, palla recuperata dalla rimessa. Sennori ne ha 14 da Pugioni, 11 per Nicola e 15 di Ubalek. 8 per Berli,
6 di Cabras, questa è per me la completezza di roster paurosa. Linea di fondo di Berg, scarico per Cabras, sale su e segna Matteo Cabras. Probabile infrazione Sennorese perché è stata toccata la retina, non hanno fischiato gli arbitri, fortuna per i Sennoresi che rimangono sul più 13. Berlik, c'è Ubalek vicino a lui, riceve Ubalek, si alza, fa 3 punti Ubalek, primo ferro, la palla sembrava destinata dentro. Ancora Berlik, vuole penetrare, Alessandro Berlik per Cabras, difficile, è fuori. Gran giocata di Carone e poi gli mancano i centimetri per realizzare. Fugioni è già dall'altra, Fugioni è già dall'altra, ovviamente me lo fermi se non con il fallo, altro fallo subito da Stefano Fugioni. Che è un giocatore estremamente corretto il numero 5, non si scompone mai. Sono le panchina Carone e Dama, rientrano Doglio e Canu. Continuano invece a cantare i tifosi sennoresi. Si carrò tra Berlik e Ubalek, fuori per Ubalek che vuole prenderla e segnarla. La tripla, 2 le sbaglia, la terza no, ricordiamo, giocatore da oltre 50% dalla linea di 6,75. E si alza il coro Ubalek ovviamente, anche il numero, continua per assegnare la sua di casa con Canu. (14 punti ballano tra le due squadre e quindi Cabras fallo subito. Lo Spudu che rimane in campo l'armatiglia pesante, ovvero Soffoni e Radakovic, si riforma così il quintetto iniziale. A 56 recita il punteggio. Numero palla in mano, gran frastuono come potete sentire dai tifosi qui al palazzetto di Nuoro. Palla in mano assieme dopo l'errore nuorese, quindi Fugioni, palla in mano, Fugioni se ne va, palleggia il resto, tiro di Fugioni, non fortunato, Soffoni combatte. E poi il fallo di Tola, tira Dakovic in contropiede. No, adesso che calcio.
va il primo libero di Radakovic, realizza il secondo. Pugioni palla in mano, 7 minuti alla fine. Ubalek sotto da Cabras, decide di tirarsi e tirare, sbaglia Cabras, quindi Sofoni per Mariani. E tutt'altro che finita questa partita, ancora Doglio, palla in mano, Pugioni, e di un altro avviso, vuole ipotecare il match. Stefano Pugioni, 16° punto per lui, time out Nuoro, massimo vantaggio assoluto nella sfida, più 17. Ne abbiamo 16 per Stefano Pugioni e 18 per Giri Ubalek. Questi sono i migliori mattatori per la pallacanestro seniori. Aiutati molto bene dai 9 di Matteo Cavera, su 7 di Marella, gli 8 di Verlich e i 4 di Andrea Cordetta. 18 per Mariani, 3 per Carone, 9 per Canu, 2 per Radakovic, 7 per Pudu, 4 per Sofoni e 13 per Doglio alla corte di coach Pudu. Daremo anche i parziali e finali delle altre partite, sicuramente non riusciremo a darvi quello tra Olimpia e Antonianum che terminerà dopo la nostra diretta, ma vi daremo sicuramente il parziale finale tra Cusse e Ferrini. Cusse in vantaggio di 5 punti quando mancano 6 minuti alla fine. Palla persa banale di Doglio, linguaggio del corpo non dei migliori, del numero 56 che allarga le braccia in direzione del suo compagno di squadra. Potrebbe essere questa l'azione che fotografa questi ultimi 6 minuti. Ubalek, vedremo se Nuoro avrà ancora la forza di rientrare, specialmente mentale. Tola dopo un controllo difficoltoso, ancora Tola sotto da Cabras, intelligentissimo Tola perché Cabras ha una posizione migliore e sale così a quota 11 con il suo 10° e 11° punto della sua personale partita. Proprio lui che è stato assente contro gli ex La Torres. E grande applauso a suo padre, al secolo Abracadabra 71 su Twitch, che è venuto a vedere quella partita supportando i Tauri, mentre non ci sta assolutamente. Canu realizza la seconda tripla di giornata, meno 16, ma mancano solo 5 minuti e 30. Sappiamo però che in questo sport può succedere di tutto. Verlich, palleggio attivo, Verlich fino in fondo, trova il suo stesso rimbalzo, Alessandro Verlich, che presenta di spirito il numero 14. Altro giocatore plasmato in famiglia dal proprio padre come Enrico Marella da coach Paolo, anche Alessandro Verlich da coach Massimo. Si vede dai dettagli. Ancora da consegnato per Mariani, ancora per il numero 12 che con un floater alla Zackley Day ne mette altri 2. Verlich lascia per terra Canu, ancora Verlich, palla persa di Verlich.
Bergoglio sino in fondo, gran penetrazione. Ma dall'altra parte c'è Puggioni che va sino in fondo e ne mette altri due. Con errori ancora Tabellone, hanno aggiunto altri 2 punti a Senori anziché metterli a numero. Canu da 3 sbaglia e poi Ubalek per Puggioni che non ha assolutamente fretta di correre. Ma si arresta da 3 punti senza passarla, ha ragione lui, tripla del 21esimo punto, miglior marcatore, e lo dico per l'ennesima volta, che giocatore Stefano Puggioni, che giocatore. C'era lui, non si ferma più e lasciamo che parlino le immagini da sole. Guardate la panchina sennorese come festeggia Stefano Puggioni e forse non c'è modo migliore per chiudere questa sfida. 2 bombe in transizione con quella nonchalance e al quarto 24 per Stefano Puggioni, classe 2005. Si parla tanto dei giovani talenti sardi, ma si parla poco di questo prodotto. Giovanissimo, classe 2005, Stefano Puggioni, ex Sant'Orsola, sta dimostrando tutto il suo valore e io direi, tema di oggi, Puggio is on fire. E lo mandiamo, amici a casa, replay anche trasferta. Gustiamoci la tripla di Stefano Puggioni, la vedete in live. Con quella calma, in questo campo, a questa età, se non sei un campione così, non so come puoi esserlo. Grande giocatore Stefano. C'era lui, non si ferma più e lasciamo che parlino le mani. Ti sei perso un momento magico, Pop. Giri che andava al ritmo del coro che stavano facendo. Ovviamente zoomato. Più 20 Senori, 3 minuti alla fine. Manca veramente pochissimo per portarci a casa anche la prima di ritorno. Puggioni ruba anche questa. Si arresta Puggioni, Pertola. Verric vuole attaccare, Verric sino in fondo. 2 sicuri test in arrivo Alessandro Verric. Segna anche il libero aggiuntivo Alessandro Verric. Mariani sino in fondo, di mano mancina, gran canestro del numero 7 che è assolutamente l'ultimo a mollare. Quando ancora non è stato aggiunto un canestro a numero, ci dispiace tanto che il tavolo non è reattivo oggi. In realtà numero è a 65. Ragazzi, mi dispiace tanto, ma l'MVP di oggi non si può votare. È Stefano Puggioni, l'ho deciso io, anzi facciamolo perché tanto voteranno lui. Candidiamo Puggioni, Merella e Ubalek, Mariani e Canu.
Pasquale Canu. Questi sono i 5 candidati, ma amici a casa, se non votate Puggioni non facciamo più le live. No, comunque 5 candidati, potete votarli da ora in poi, amici a casa, avete 2 minuti di tempo. 2 minuti di... esatto, giustamente, 5 minuti di orologio. Entra anche Carlo Fiesoli al posto di Stefano Puggioni. Standing ovation. Sentite il coro, MVP Puggioni, tutta la vita. Scrive anche Luca Merella. Non possiamo che applaudirlo. Fiesoli per Tola, taglia Fiesoli, non riceve, ancora Tola, vuole giocarsela al numero 17, si arresta Federico Tola, porta sul primo ferro, prova a lottare Cabras, però c'è Mariani. Palleggio del sentire il Canu sbagliato, segno a gestire. Ovviamente non ve ne andate amici a casa, non ve ne andate amici a casa perché intervisteremo l'MVP appena finisce la partita. Penso che non ci siano dubbi, sia per la chat, sia per noi, ma anche per la tribuna che stava già urlando MVP. All'unanimità ragazzi, 11-0 Puggioni. Sì, era già esatto. È il suo marchio di fabbrica poi il tiro in transizione. Segna Alessandro Berlic che aumenta così il suo bottino personale. Radakovic sbaglia, vola, rimbalzo Berlic. Entra anche Martino Cabras. Siamo agli sgoccioli anche tra Cussassen e Ferrini, sempre più 5 il Cus, 6-2, 5-7. E nel mentre l'Olimpia Cagliari è sotto di 7 punti contro l'Antonianum. Fiesoli da 3 per la gioia dei suoi compagni, palla che non entra. Fallo tecnico contro Federico Tola per aver simulato flopping. Con comunque Andres Mariani che chiude a quota 20 anche questa partita. 15 per Doglio, 12 per Pasquale Canu, 22 dicasi, 22 per Stefano Puggioni. Forse sono sbagliati, ne ho contato 24 ma poco conta per il nostro MVP. Ottima partita per Matteo Cabras a quota 11, 15 per Alessandro Berric. Forse massimo con la maglia della Inoduseni, forse questi 15 punti di Alessandro Berric sono il massimo in carriera con Senori. Si può dare la conferma massimo Berric, vediamo. Comunque Alessandro Berric, grande prova quest'oggi dalla panchina, 15 punti, 11 per Tola, 18 per l'immenso
Giri Ubalek, e ricordiamo che il Senior ha dovuto fare a meno di Alessandro Pisano. Nuovo che si regala la gioia anche del canestro del giovanissimo Fiesoli, che decide di non tirare e finisce così col saluto fra i due coach. Bel saluto, grande rispetto tra queste società, bell'abbraccio. Ricordiamo il punteggio finale: Senior batte Nuoro per 88-68. Amici a casa, rimanete qui con noi che intercetteremo subito Stefano Pugioni. I partiti del match: 20-17 per Nuoro primo quarto, 24-10 per Senior il secondo, 24 pari il terzo e l'ultimo terminato 23-12 per i senoresi, che si aggiudicano la vittoria e rimangono così saldi al primo posto con 11 su 11 e 22 punti in classifica. Salutiamo anche il nostro capitano che ci va a salutare, eccolo qua, salutando anche i suoi fratelli che ci seguono sempre. Grande capitano, che da grande amico qual è, prima viene a salutare a noi della regia ed eccoli qua i nostri tauri. Volo via. Amici a casa, oggi è anche il compleanno di Andrea Cornega, e auguri Andrea, 32 anni per lui. Che giocatore Andrea Cornega, il nostro trainer, la nostra locomotiva, tanti auguri a lui. Corde, sappiamo che il nostro numero 3 è molto timido, però quest'oggi 32, ma di quello sicuramente come sempre. Sì, dai, mi diverto ancora, nonostante ormai siamo invecchiati, però ci divertiamo sempre, ci teniamo in forma anche che vedere. Bellissimo gruppo, tra l'altro tanti auguri da parte della chat, Andrea ti fa gli auguri in tanti. Grazie. Non è stata la mia miglior partita, però grazie lo stesso, rimane aver vinto. Vediamo, esatto, sempre sorridente, molto d'accollante quel gruppo, fai davvero sei un senior, quindi devi fare. Piace, poi in questa squadra hanno tutti punti avanti. Possiamo anche permettersi di non azzeccare le partite. Città. Poi si vede anche la maturità che avete in certe situazioni, magari sotto in un campo difficile, parlate con la squadra, vi compattate, vi guardate in faccia, basta che uno scudo, no? Sì, siamo sempre bravissimi in questo a uscire fuori dalle difficoltà
cambiamo sempre faccia e poi andiamo per la nostra strada e le agguantiamo, diciamo, le partite. Assolutamente. Grazie Andrea, ancora auguri. Grazie. Mentre sentiamo anche Stefanino, votato MVP, eccolo qua, il nostro Stefano, votato dalla chat, ma io ho detto, se non votate Stefano non facciamo più live, avevo già deciso io. Vale allora. No, certo che fare. Già te l'ho detto la chat, però al di là di quello Stefano, grande partita e dico una cosa che ho notato da fuori, ma oggi quanto ti sei divertito? A molto. Abbiamo corso, a me piace quando si corre, trasmissioni, abbiamo fatto questo. Una grande gioia poi finire così, sotto il pubblico, giocare col sorriso, vincere, si vede perché ho detto classe 2005 così giovane, si deve divertire per forza, poi il resto arriva. È un sacco divertente giocare con tutta questa gente che ti segue anche in trasferta, in casa, un sacco di casino, bellissimo. Quindi questo nuovo taglio dei capelli porta bene, 23 punti per Stefano Pugioni, lo ringraziamo MVP di oggi. Ciao. Amici a casa, ci possiamo salutare con il nostro coach, intercettato subito, ci salutiamo così, 2 vittorie da padre, 2 su 2. No, anche il Cus in teoria. Sì, è vero. Però dopo l'esordio 2 su 2. Esatto. Tutto in trasferta, adesso manca la prima vittoria da padre in casa. La prossima sarà una prova. Partita ostica quest'oggi, perché non era per niente facile, ma come ho detto ad Andrea Cordetta, grande maturità nei momenti di difficoltà, time out, vi compattate, basta uno sguardo, anche tu, guardi i tuoi compagni, non hai, i tuoi atleti, non hai molto da dire, nel senso che a livello carismatico loro sanno già, qualche accorgimento tecnico. Sì, sicuramente oggi abbiamo vinto con la difesa. Era un po' di partite che subivamo tutti i punti, però sapevamo che qua era un campo difficile e per vincere dovevamo compattarci e stare uniti nei momenti di difficoltà come hai detto. È un bel gruppo, poi si vede anche la fine poi sotto la curva. Voglio chiudere con una curiosità, Merella, tante palle rubate, mi farebbe da dire, ma gliel'hai insegnato tu, sembravi tu ai tempi d'oro che rubavi sul Da canale. dietro, no, lui è bravo perché anche se magari non è in partita dal punto di vista offensivo, prende fiducia da un paio di palle rubate, ha una bomba così in uscita dai tocchi e rimane sempre concentrato sul pezzo ed è quel giocatore che mette pressione sulla palla e ci tira tutto, che è una cosa importantissima per questo. Questo è un grande applauso anche a te perché conosci i tuoi giocatori e a un certo punto chiami lato chicco come situazione nuova, tra virgolette, bomba dall'angolo, 2 poi recuperati. Saper leggere anche l'atteggiamento dei tuoi giocatori. Sì, ma sono bravi loro, sono bravi loro. Ci sono ancora ovviamente un po' di cose da migliorare, ma piano piano ci stiamo compattando sempre di più. Sono contento per UE, per Berlic oggi che è venuto fuori, per Fede che ha avuto tanti minuti, su Perifera su Mariani. Piano piano veniamo fuori tutti. L'importante è essere consapevoli che il momento a stagione c'è per tutti e qui ci saranno le partite dove sono in forma, le partite dove magari devo lasciare spazio a qualcun altro. Vedi Corde oggi che non stava benissimo, però Matteo Cabras ha fatto una gran partita e questo deve essere cioè dobbiamo avere la consapevolezza di questo. Con anche l'assenza di Pisano che poteva pesare tanto, ricordiamo, l'anno scorso il Senoli non ha perso neanche una partita, la prima che ha perso non c'era Pisano, un conto inizio anno con 2 acquisti, Pugioni e Verri che si sono fatti male, Pisano è veramente un punto cardine dell'attacco, della difesa, quindi oggi era anche un momento chiave per te, per le risposte degli altri. Sì, sì, assolutamente. Piso è quello che ci fa ragionare e ci fa giocare bene, fondamentalmente, l'abbiamo sempre detto. Sono contento, cioè per oggi abbiamo trovato risposte da Puggio, che io e Gianni lo stiamo un po' assillando, perché deve imparare a giocare alla playmaker. E oggi l'ha fatto, sta capendo quando prendersi i suoi tiri, quando rallentare, quando chiamare. Sono contento anche per lui. Una buona partita di squadra, insomma. Grazie mille Gabri, salutiamo Irene e Piccolo Andrea che ci stanno seguendo e scrivono dal tuo profilo, salutiamo a casa. Stanno diffamando. Esatto, ti stanno rubando l'identità. Mi stanno prendendo per il culo. No, era tutto tranquillo, commenti tecnici, Ah, commenti ok. tutto a posto. Salutiamo gli amici a casa, forza Seniori, grazie Gabri. 11ª vittoria consecutiva, 22 punti. Grazie a tutti, a presto amici di Twitch.
Questa ma si arresta da 3 punti senza passarla, ha ragione lui, tripla del 21esimo punto, il miglior marcatore, ve lo dico per l'ennesima volta, che giocatore Stefano Pugioni, che giocatore. E lasciamo che parlino le immagini da sole. Guardate la panchina scenderegge. Guardate la panchina scenderegge. Altro possesso. Grandissima palla di Alessandro Bernic. Che serve Cabras, ora sì che più 14. Possesso, grandissima palla di Alessandro Bernic, che serve Cabras, diciamo che la Sacca non si aspetta, così fa Marella, così fa anche il suo coach, proprio il capitano, in un gioco a 2 meraviglioso gentile di Baregge, super roll meraviglioso gentile di Baregge. Andrea Corvetta, è certo che invece sta riuscendo a giocare nelle pieghe del match. Enrico Merella dappertutto come al solito, ruba palla. Grande 5, saluto a tutti gli amici senolosi che ci seguono da casa, ancora Doglio in fondo, che canetto di Doglio, rimane in aria e poi corre match, realizza il 37-46. Corvetta, Pugioni, vuole attaccare, Pugioni, ancora una volta Stefano Pugioni, si protegge. Il giocatore nativo di Castelnuovo, triple transizione e insomma il suo di fabbrica e ce lo sta dimostrando. Massimo vantaggio, nuovamente per segno Nicola, ruba palla ancora il contropiede, nuovo massimo vantaggio, più 10 segno righe, nuovo per Masmuolo. Ma assolutamente da clima quello Cabras che converte anche il livello aggiuntivo, se lo ritorna a un possesso pieno di vantaggio. Merella, diabolico sotto di noi, il palo del contropiede, il capitano Enrico Merella, a pochi giorni dal suo 29esimo compleanno. Isola per una gran tripla sbagliata, Marreo è rimasto a trombate, Paolo Marreo in volto, che cuore del numero 16 che garantisce il senso di amici a casa, l'economia del match è anche grazie a questi partite, Paolo Marreo ha fatto trovare pronto. A controllare il secondo rimbalzo della sua partita. Pugioni con l'ankle breaker fino in fondo, si va a guadagnare 2 tiri liberi, che giocatore